Castellón de la Plana è una città spagnola ricca di storia e cultura, situata nella comunità valenciana e affacciata sul Mar Mediterraneo. La sua fondazione risale al XIII secolo, quando il re Giacomo I d'Aragona la liberò dal dominio musulmano durante la Reconquista. A quei tempi gli abitanti vivevano in un villaggio fortificato sulle colline del deserto de Las Palmas, ma a causa della difficile accessibilità e del bisogno di terre più fertili, nel 1251 il re concesse loro il permesso di scendere verso la pianura, o La Plana, dove sorse l'attuale Castellón. Nel cuore della città si trova la magnifica concattedrale di Santa Maria, un edificio gotico che risale al XIV secolo. Anche se l'edificio ha subito distruzioni e ricostruzioni nel corso dei secoli, la sua presenza racconta il profondo legame della città con la religione e le tradizioni. Accanto alla concattedrale svetta l'imponente torre El Fadrí, un campanile gotico simbolo di Castellón. Costruito come struttura separata dalla cattedrale, la torre è un punto di riferimento visivo e culturale che incarna l'identità della città. Durante il Rinascimento, e poi con l'avvento dell'età moderna, Castellón visse periodi di espansione economica grazie all'agricoltura e, in particolare, alla produzione di agrumi, che resero famose le fertili pianure della Plana. Questa prosperità creò le basi per la crescita culturale della città, visibile ancora oggi nelle sue numerose piazze, come la Plaza Mayor e la Plaza de la Paz, dove i visitatori possono passeggiare immersi in un'atmosfera vivace, tra bar, negozi e mercati. Uno degli eventi più attesi a Castellón è la Festa della Magdalena, una celebrazione che dura una settimana e celebra il trasferimento della città dalla collina alla pianura. Durante questi giorni di festa, le strade si animano di sfilate, fuochi d'artificio e concerti, unendo passato e presente in una celebrazione gioiosa della storia e delle radici della città. Infine, Castellón è anche nota per le sue spiagge dorate, come Playa del Pinar, un luogo ideale per rilassarsi e godere della tranquillità del Mediterraneo. La città, quindi, non solo offre un ricco patrimonio storico e culturale, ma rappresenta anche un punto di incontro tra tradizione e modernità, dove il passato è onorato e il presente vissuto con entusiasmo.